Buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi. Penso che gli argomenti stasera siano molto interessanti, la vostra presenza sicuro ne è una conferma. Non dico altro, benvenuti ancora. Passo la parola adesso. Buonasera a tutti, rubo le parole al sindaco, grazie di essere venuti e così numerosi. L'associazione Roberto Bobbio ha promosso l'incontro di questa sera per ragionare insieme su un programma che è quello del collegamento autostradale da Cimpello a Gemona, che è un argomento direi discretamente antico eppure sempre di attualità. Ringrazio il sindaco Rico che è qui e che vi ha già salutato, ringrazio l'amministrazione comunale che ci ospitano in questa occasione splendida di grandissimo prestigio. È la seconda volta che lo fanno, lo fecero già nel 2019 per ragionare ancora su questo argomento. Quella volta c'era anche un addendum che era la realizzazione del traforo terrestre per connettere la Vallare di Da con la Pianura e il sistema viario del quale parliamo nuovamente questa sera. Questa sera c'è una riflessione promossa dall'associazione Roberto Bobbio, la quale mette a disposizione, come è sua abitudine, una piattaforma di confronto, mette a disposizione l'opportunità di ragionare, di riflettere ad alta voce insieme. Come l'associazione ha l'abitudine di fare, le cose che vengono dette qui, per esempio quelle che dico io, impegnano esclusivamente la persona che fa quelle dichiarazioni, che svolge quelle riflessioni, e non impegnano l'associazione Roberto Bobbio, che del resto non ha un titolo per prendere una posizione né tecnica né politica su una questione che è tecnica ed è anche politica. Quindi l'associazione Roberto Bobbio offre una palestra di confronto e nulla di più. Non ci saranno conclusioni, ovviamente, perché non ci sono le condizioni per concludere alcunché. È soltanto un seme di riflessione messo a disposizione di tanti stakeholder, di tante istituzioni pubbliche e private che sono qui presenti questa sera, e poi sempre volendo abusare degli adagi, se sono rose fioriranno oppure non fioriranno per niente. L'incontro di questa sera si svolgerà in questo modo. Ci sarà una mia introduzione che sarà ragionevolmente breve e ci sarà poi una introduzione del medesimo tenore da parte dell'amico ingegner Diego Carpenelo, anche egli un vecchio militante di questi argomenti che porta un'esperienza istituzionale di rilievo e anche una professionalità tecnica significativa. La discussione poi prevede un intervento che non è solo quello di benvenuto, ma nel merito dell'argomento da parte del sindaco Rico, il quale ci illustrerà, e è un punto prezioso, il lavoro che è stato fatto in questi anni, particolarmente dal 2019 ad oggi, con un protagonismo molto attivo dell'amministrazione di Sequas e del sindaco, proprio sulle questioni della viabilità di quest'area.
farcela. Voglio ricordare un caro amico con il quale ho condiviso un sacco di esperienze proprio in queste materie, che è l'ingegner Donata, che è stato uno dei pilastri del lavoro immenso fatto dall'Autovia Veneta per portare a capo la vicenda della piazza Corsia. Chi non conosce il mondo delle autostrade ed è abituato a conoscere quel contesto solo perché ci corre sopra, nemmeno si può immaginare la specificità, gli specialismi, la complicazione tecnica e gestionale della vita di un'autostrada. È una cosa da non credere. Lo dico per esperienze passate, per dire che chi ha fatto quel mestiere come l'ingegner Donata è portatore di un vissuto esperienziale rilevante. Però adesso vorrei passare alla mia esposizione con l'aiuto di Elena, e l'esposizione siamo avanti. Guardate che non è, che non è una cosa esotica, eccetera. Non aveva in mente l'autostrada, ma lui aveva in mente l'Eisenbahn. Ecco, l'incontro di questa sera vuole essere un'opportunità di ragionare. Dimenticavo, oltre agli interventi programmati saranno benvenuti anche gli interventi del pubblico, ci sono stakeholder importanti in sala, anche rappresentanti istituzionali, daremo volentieri, molto volentieri la parola chi ha in animo di prendere la parola si programma, insomma. Dicevo, l'incontro di questa sera ha lo scopo di riproporre il sostegno a un programma. La parola sta parlando di un programma e di un progetto. La questione del collegamento autostradale è una questione molto antica, ha fatto dei passi avanti, ha fatto dei passi indietro, importanti battute d'arresto, e ha suscitato, come è naturale e come è perfino positivo che accada, ha suscitato anche molte appassionatissime discussioni. Colgo l'occasione per esprimere un'opinione personale, mi è capitato di farlo anche da opere di stampa, su questioni che riguardano parimenti quest'area molto delicata, che è la parte giusto pedemontana del corso del tagliamento. Sempre nello spirito della Bobbio, io esprimo opinioni personali, la Bobbio non c'entra niente. Dicevo, desidero esprimere la mia opinione su due questioni molto all'ordine del giorno. Una è la traversa, la mia pare che quel progetto sia mai congegnato per molti aspetti. Ho visto quel documento di 400 tecnici e scienziati, non tutte quelle argomentazioni mi convincono, però ci sono argomentazioni molto serie di dentro, non tutte, ma una parte sì. Credo che sia giusto ragionare in maniera critica su quel progetto e pensare a un approccio alternativo. La chiudo lì perché non è l'argomento di questa sera. Dico anche e mi avvicino già molto alla questione di questa sera, che non mi convince nemmeno quella idea della quale si è discusso qualche mese fa, di una viabilità che ci porti al casello autostradale di Gemona utilizzando la viabilità esistente. Lì è nata una discussione assolutamente legittima, a me pare anche molto condivisibile, che dice di no a quella idea lì,
che utilizzando la viabilità esistente va dentro come curvo in tutta la zona di Fagagno, Moruzzo. Anche lì io suggerisco lasciamo stare quella roba lì anche lì non va bene, non è così. Oggi, lo dicevo, cerchiamo di ragionare sul programma. Il tracciato è altro. Io non sono in grado di ragionare su tracciati e non intendo farlo. Ho avuto in passato funzioni istituzionali e di governo che mi imponevano di ragionare anche su aspetti di dettaglio che riguardavano i tracciati. Oggi non ho né quel privilegio né quella obbligazione e quindi non ho quella facoltà nemmeno e quindi non so se come mestiere parlo di un programma, non di un programma. Parlando del programma, perché nasce questo programma, questa idea? Che è un'idea antichissima, perché nelle obiezioni, nelle contestazioni di questi mesi è stato associato al desiderio di sovvenire alle criticità della pedemontana, ovvero il meccanismo gestionale dell'architettura non ingegneristica ma quella finanziaria della pedemontana veneta hanno dei difetti importanti che conosciamo, sui quali mi voglio la parola, e allora vedi mai che questa idea del progetto Cippello-Gemona nasce per sovvenire alle difficoltà di quella progettazione, di quella programmazione sbagliata. Tutto questo non c'è. Guardate, l'idea di un collegamento pedemontano che connetta grosso modo l'area della regione del confine col Veneto con Gemona è antichissima. È un'idea che risale ai primi anni 60 e che quella volta veniva individuata figurativamente con l'espressione Meschio-Gemona. È un'idea che nasceva dal proposito di costruire un asse pedemontano, viario pedemontano, che potesse fare da supporto all'economia e allo sviluppo sociale della parte pedemontana e anche della parte montana, garantendo un accesso rapido e sicuro tanto della pedemontana quanto delle vallate alle attività produttive, ai posti di lavoro e ai servizi, che fosse un volano di crescita economica e sociale. Questa era l'idea di fondo. Come vedete è un'idea che non c'entra niente con la pedemontana veneta. Allora, l'idea di cui parliamo è dei primi anni 60 e nei primi anni 60 non c'era nessun proposito maligno di dare un aiuto a Luca Zaia, presidente della regione Veneto. Nel 1964-65 Zaia non era neanche nato, Zaia nasce nel 1968, quindi questa idea, questa critica, noi non vogliamo quella roba lì perché è strumentalmente fatta soltanto per aiutare Zaia, guardate che è una critica che senza grande, ecco. L'idea è quella lì, era quella lì. Se noi pensiamo bene, l'idea di una infrastruttura pedemontana nel corso degli anni che fosse a settentrione dell'acqua, no? È un'idea che ha quelle origini qui da noi, ma è un'idea che ha preso piede e si è sviluppata in tutta la pianura padana, in tutta la Padania, come direbbe qualcuno. È un'idea che parte da Bergamo e piano piano si sta
affermato. La Pedemontana Veneta è un pezzo di questo sistema viario che da Bergamo arriva fino a Sequais con la Cimpello Sequais, con quella fisionomia che conosciamo. L'idea quindi è quella di un sistema. Oggi ci sono delle ragioni ulteriori, oltre a quelle ragioni storiche che io ho indicato e che ci sono ancora, che persistono tuttora, e alle quali si sono aggiunti anche elementi, per esempio non solo il tentativo di evitare lo spopolamento della montagna, ma anche di favorire il ripopolamento. È un fenomeno ancora piccolo, quello di persone che vengono a abitare nelle vallate da fuori, no? Ma questa è un'idea che va a sostegno anche di quello sforzo. Il programma oggi si arricchisce di ulteriori motivazioni, che è quello di uno scenario internazionale complicato e impegnativo. I flussi di traffico delle merci, soprattutto delle persone, portano a ritenere che lo sbocco su Tarvisio del traffico merci sarà sempre più importante nel tempo. Qui avete alla vostra destra una cartografia che ho preso dal Gazzettino di qualche giorno fa, quella in verde, quella vena in verde, quella arteria in verde è quella del Brennero, e lo scenario con la crisi, con le difficoltà del Brennero, il Tirolo, cioè tutte le cose che sappiamo, porta a ritenere che ci sarà una tendenza per un maggior carico di traffico in direzione di Tarvisio. La Pedemontana Veneta, che si dedica piano porterà un volume di traffico crescente dal Veneto a Pordenone fino in fondo alla Cimpello Sequais, e da Sacina in poi il traffico è tutto presente da pedaggio, e quel traffico poi si sperderà per i paesi lungo la direttrice di Martignaco oppure lungo la direttrice di San Daniele. E per le persone che abiteranno a San Daniele, a Silvella, eccetera, non saranno piacevoli da una infinità di punti di vista. Quindi diciamo che oggi, rispetto allo scenario dei primi anni 60, abbiamo delle motivazioni aggiuntive per dire che l'opera e il programma merita di essere preso in considerazione. Ci sono due scenari possibili. Il primo scenario, come sempre, è quello di fare. Il secondo scenario è quello di non fare niente. Oppure possiamo rovesciare. Il primo scenario è quello di non fare niente, non volendo dare un ordine di priorità adeguato, e l'altro scenario è quello di realizzare il programma, di fare l'opera. Allora io vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che ci sono, come sempre, sia nell'uno che nell'altro caso, ci sono costi e benefici che vanno valutati. E questo mi pare il cuore della nostra discussione. Allora, non fare nulla, vorrei mettere in guardia, il non fare nulla, l'opzione zero, attenzione, guardate che non è una opzione che ci garantisce zero costi. L'idea che l'opzione zero è a costo zero è una cosa priva di fondamento, perché l'opzione zero ha dei costi economici, sociali e ambientali significativi. Cioè, se io dico che non faccio nulla, devo sapere che vado incontro a costi economici, sociali e ambientali rilevanti. E questi costi economici, sociali e ambientali
graveranno in parte sulle imprese, ma graveranno moltissimo anche sul locale. Se io abito a Silvella o abito a San Daniele e mi beccherò tutta questa botta di traffico pesante che passa sopra le finestre di casa mia, quella roba lì costituisce delle esternalità economiche negative, costituisce dei costi ambientali, costituisce dei costi sociali. Perché sappiamo che la viabilità così com'è è una viabilità che serviva ai paesi, poi i paesi sono cresciuti, assietandosi sempre di più intorno a quella viabilità. Chi abita lungo quella viabilità per primo pagherà, poi ci sarà un costo di carattere generale che si spaventa. Ovviamente realizzare l'opera implica dei costi sociali, economici, ambientali, su questo non ci sono dubbi. Io dico, propendendo per il sostegno al programma che prevede la realizzazione, dico che fatte le debite considerazioni, adesso non chiedetemi un dettagliato esame ingegneristico e tecnico, siamo qui a ragionare di politica, di politica della viabilità, di politica dell'ambiente, eccetera, eccetera. Io dico che i costi sociali, economici e ambientali, diretti e indiretti del fare sono inferiori ai costi sociali, economici e ambientali dell'operazione zero. C'è una critica che sento ricorrente, che per mia cultura politica non solo attira fino in fondo la mia attenzione, ma anche il mio interesse, e per lungo tempo ha attirato anche il mio impegno, è stato uno dei motivi dell'impegno di governo e di amministratore. Ma sarà, questa è la critica, sarà ora o no di dare un taglio a tutte queste merci che girano in camion e di mandarle una buona volta su ferrovia? Io dico di sì, questo ragionamento qua mi convince tantissimo. Con qualche però, uno in particolare, attenzione, non tutto il traffico delle merci è vocato al trasferimento modale sul ferro, perché c'è una parte di traffico merci non entrando nel dettaglio che o viaggia sul camion oppure sostanzialmente non è in condizione di arrivare in termini adeguati, adesso senza entrare nei dettagli, in termini adeguati di arrivare a destinazione. Quindi non tutto il traffico delle merci può essere trasferito su rotaia. Dobbiamo impegnarci invece per una serissima politica di trasferimento modale. E io dico che prendo lo spunto di questa occasione per rilanciare la politica del trasferimento modale. Lo dico da un vecchio militante delle ferrovie, non sono stato un militante soltanto delle infrastrutture viarie, sono stato anche un militante della ferrovia e cerco di militare ancora, però segnalo anche che un po' curiosamente da parte di coloro i quali oggi una volta venivano contestazioni alle modernizzazioni viarie, vengono anche contestazioni radicali alle modernizzazioni ferroviarie. Ne so qualcosa. Allora, ancora una volta, senza approfondire l'argomento, guardate che il Friuli Venezia Giulia, nel quadrante comunitario del nord Adriatico, di qua e di là, è un francobollo nel quale
è stata cancellata nel 2016 qualsiasi programmazione di modernizzazione ferroviaria. Nel 2016 è stata cancellata. E oggi noi abbiamo la modernità ferroviaria che arriva fino all'aeroporto di Venezia, si sta costruendo alacremente quel rapporto tra la ferrovia Venezia-Trieste e l'aerostazione, ma lì si ferma. C'è un fantastico programma che è in corso di ordinazione di modernizzazione ferroviaria in Austria, Cora-Alm, Schlemering, e da noi no. C'è un formidabile programma di modernizzazione in Slovenia con la Koper di Vacia, e quel porto riceverà un boost di competitività formidabile da quella realizzazione. La Croazia sta realizzando un programma di modernizzazione formidabile ferroviaria tra Fiume e Botovo al confine con l'Ungheria. Noi siamo esclusi da qualsiasi programma di modernizzazione ferroviaria. Le ferrovie in Friuli Venezia Giulia, se escludiamo la ferrovia Montemagno da Vat, da Udine Vat a Tarvisio Campoverde, che è stata inaugurata nell'anno 2000, le ferrovie in Friuli Venezia Giulia e Umberto dopo non si è costruito nulla. Ora, domanda che io faccio: è ragionevole che le cose stiano così? Allora, quando parliamo di viabilità e giustamente sosteniamo l'idea del trasferimento modale, ricordiamoci delle riflessioni che ho cercato di fare. Il programma, mi avvio alla conclusione, il programma del quale parlo dovrebbe prevedere con una sezione autostradale, 2 corsie per senso di marcia, il collegamento tra Cimpello e Gemona. Non chiedetemi di facciamo. Una volta facevo quel mestiere lì, adesso per fortuna mia e degli altri non lo faccio più. Sarà compito di chi ha la funzione istituzionale di quel mestiere occuparsene e degli stakeholder interessati. Però io dico che il collegamento deve essere di quel tipo, che non vengano fuori robe pornografiche come quelle che sono state scritte, in base alle quali si potrebbe fare un riassetto della Cimpello Sequais a 2 corsie per senso di marcia per ragioni di sicurezza, e poi da Sequais a Gemona una sola corsia per senso di marcia. Quindi la stessa opera con 2 specifiche tecniche radicalmente diverse, con le stesse esigenze di sicurezza, ma con 2 sezioni incompatibili. Io penso che qui siamo nel campo della topografia. Ma torniamo a noi. Dico che secondo me l'idea dovrebbe essere quella, dovrebbe essere una opera realizzata in concessione, con una legge che facemmo nel 2007, la Regione può rilasciare concessioni per periodi anche non lunghi, una concessione che preveda la riscossione di un pedaggio. Ci torno dopo sul perché del pedaggio. Anzi, lo dico subito. Il pedaggio è necessario innanzitutto per sopperire ai costi dell'opera, e in secondo luogo quel pedaggio è necessario per mantenere la sostenibilità del debito della sostanza concessionaria della A4, quella di proprietà della Regione,
facciamo un'autostrada non a pagamento da Cimpello a Gemona, si ritroverebbe con un buco tariffario che mette in crisi la sostenibilità del debito della terza corsia. Quindi è necessario che sia a pedaggio. Io dico anche che quel pedaggio, che ragionevolmente dovrebbe gravare soprattutto sul traffico internazionale, è un pedaggio per il quale bisognerà, il poco possibile, prevedere l'esenzione per le comunità locali. E non è una fantasia. Sto parlando delle utenze individuali. Ci torno dopo su questo aspetto. È necessario che ci sia il pedaggio per quella ragione che dicevo, ma questa storia del pedaggio vorrei togliere margini di ambiguità ad un approccio che mi pare eccessivamente ingenuo. Questa storia del pedaggio non è legata alla sezione autostradale. Attenzione, perché se noi facciamo un'opera di grande scorrimento, anche magari sulla viabilità ordinaria, come si è ragionato e si è detto qualche mese fa, il problema del buco tariffario sulla A4 c'è comunque, perché se io, per quanto su una viabilità ordinaria ho una viabilità di scorrimento, comunque io non vado per l'autostrada, vengo di qua, è gratuita, e la A4, la terza corsia, si ritrova in buco tariffario comunque. Quindi non è, cioè la questione del pedaggio non è legata al tipo di sezione dell'infrastruttura. Già oggi, con la viabilità tremenda che abbiamo un buco tariffario sulla A4. Se miglioriamo la viabilità, se allarghiamo il tubo, passa più acqua e il buco tariffario si ingrandisce. Ma terza obiezione, ma questa roba qua non sta in piedi. Avete visto, la Pedemontana Veneta è in difficoltà dal punto di vista della tenuta dei conti, questa roba qua non sta in piedi. Anche qua cerchiamo di stare coi piedi per terra a proposito di piedi. Una riflessione brevissima sulla Pedemontana Veneta. Io non so come gli sia venuta in mente questa idea ai nostri amici della Giunta regionale del Veneto di dare una concessione assolutamente stravagante, che secondo me in realtà non è neanche una concessione, è semplicemente un appalto di lavori, in base alla quale concessione loro dicono: tu che hai vinto la concessione realizzi l'opera, ma il rischio di impresa me lo prendo io, e se tu non io mi prendo i pedaggi, e se per caso i pedaggi non sono sufficienti ti pago io, il rischio di impresa me lo prendo io. Ma allora, se il meccanismo del Veneto è questo qua, e questo è, quello lì non è una concessione, quella lì è semplicemente un affidamento di lavoro. Se loro facevano un appalto e dicevano: guarda, i soldi li metto tutti io e mi risconto il pedaggio, tu realizzi i miei lavori, si toglievano un sacco di fastidi dalla testa ed era resolto prima. Ora, l'esempio del Veneto, io credo che lo dobbiamo fare, quella è, non è una best practice. Io dico che dobbiamo fare una concessione vera e propria. Ma chi è il matto che fa? Il matto che fa sta roba, i matti che fanno questa roba ce ne sono stati addirittura 3. Allora, nel 2009 Autovie Venete e De Ecker sottopongono alla Regione la proposta di una finanza di progetto per realizzare l'opera. 2009. Lo fa Autovie Venete.
è significativo che lo faccia perché il fatto che abbiano avanzato quella proposta è la smentita di coloro i quali dicono che la realizzazione di quell'opera lì pedaggiata danneggerebbe l'autostrada. Allora, se il concessionario dell'autostrada propone lui di farla, vuol dire che ha fatto i suoi conti e che non gli reca un danno. Nel 2011 viene fatta una gara, un bando, al quale partecipano due raggruppamenti di impresa, uno è Impregido e l'altro è Mantovani Condotte, e ci sono due progetti, uno che costa circa 500 milioni più IVA e l'altro 870 milioni più IVA. Io prendo qui quello che costa di più, l'esempio di quello che costa di più, Mantovani Condotte, e ho finito, costa 1 miliardo e 44 IVA, propone 2 corsie per senso di marcia con sezione di tipo B, cioè superstrada non autostrada. La differenza è tra il B e la autostrada è che invece di avere una banchina da 1,75 m, sezione B, in autostrada hai una banchina con una corsia di emergenza da 3 metri, quindi è molto più sicuro. Dicono questi che presentano il progetto di Costoro: noi chiediamo una concessione di 43 anni, la facciamo tutta a spese nostre, non chiediamo contributi di nessun tipo e garantiamo l'accesso libero alle comunità locali. Ma questa roba non sta in piedi economicamente. Sulla destra, in giallo, non l'arancione, c'è l'asseverazione di un non secondario gruppo bancario europeo, Unicredit, che dice che i conti, il piano finanziario, il progetto, eccetera, 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 di Condotte e Mantovani sta in piedi. Noi possiamo contestare tutto, possiamo contestare il credito, non è che sia verità rivelata, infallibilità come quella del pontefice, eccetera, eccetera. Diciamo che se lo dice Unicredit un po' seriamente li dobbiamo prendere. Allora, e ho concluso davvero, da tutto questo ragionamento io dico: ragioniamo sapendo che ci sono due scenari, uno che è quello di fare, che ha posti e benefici, e l'altro che è quello del non fare, che a parer mio ha maggiori costi e minori benefici. Guardate che se non si fa, i costi sono molto più grandi. Allora io dico che conviene fare. Cedo la parola a Diego e poi diamo la parola a Silvio. Dopo il filosofo, l'ingegnere, vediamo se funziona o se non funziona. Salto i preliminari anche perché i tempi sono un po' stretti. Mi è venuta l'idea di rivolgermi all'intelligenza artificiale per chiedergli se ritiene opportuno il collegamento autostradale Cimpello-Sequas-Gemona, un po' perché è di moda, un po' anche perché sapete come funzionano queste cose, no? Ci sono questi programmi, esatto, ma non credo che riescano a leggere dalla sala. Ci sono questi programmi generativi che hanno bisogno di computer speciali con reti neurali artificiali che, dice Fagin, assomigliano vagamente alle nostre reti biologiche e che se sono addestrati convenientemente, cioè riempiti di informazioni, poi possono rispondere a qualsiasi domanda. In realtà sono strumenti utilissimi per avere in 10 minuti la sintesi di tutto quello che è stato scritto e detto su questo argomento.
Quindi vi leggo, se non riuscite a leggere, vi leggo io quali sono cosa dice Chat GPT a proposito della opportunità di questo collegamento. Dice che la proposta di un collegamento autostradale tra Cimpello e Gemona che attraversa il Friuli Venezia Giulia presenta diverse opportunità sia dal punto di vista economico che logistico ambientale. Per esempio migliorerebbe in modo significativo la rete dei trasporti del Friuli Venezia Giulia, consentirebbe un flusso di traffico più efficiente tra le aree centrali della regione e le zone montane e alpine, riducendo i tempi di viaggio e facilitando lo spostamento delle persone e delle merci. Per quello che riguarda l'impatto economico e la competitività, potrebbe potenziare l'economia regionale e anche attrarre investimenti esterni e favorire l'installazione di nuove attività produttive, stimolando occupazione e sviluppo. Per quello che riguarda lo sviluppo del turismo, dice che favorirebbe anche il turismo, sempre questo collegamento, rendendo più accessibili le destinazioni naturali e culturali della regione, come le Alpi Carniche, il Parco delle Dolomiti Friulane e le cittadine storiche, aumentando le opportunità economiche per le piccole imprese locali e stimolando il turismo rurale e montano. Per quello che riguarda la riduzione della congestione e della sicurezza stradale, potrebbe alleggerire il traffico sulle strade statali e locali, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la sicurezza stradale. Poi c'è una parte che riguarda le valutazioni ambientali e l'intelligenza artificiale raccomanda che il tracciato sia pianificato con attenzione, preservando il più possibile le aree naturali e garantendo che siano adottate misure di mitigazione. Infine ci sono alcune considerazioni conclusive. Nonostante le opportunità, un progetto del genere presenta anche delle sfide: costi elevati, il problema dell'accettazione da parte delle comunità locali interessate alla costruzione e un iter burocratico e legislativo. In sintesi, la conclusione ricorda che è importante che venga condotto uno studio approfondito che tenga conto delle implicazioni ambientali e del benessere delle comunità locali, per realizzare un progetto che possa rispondere alle esigenze del territorio in maniera sostenibile. Il caffè ristretto di tutto questo è: studiate bene, approfondite gli studi e cercate delle soluzioni sostenibili sotto tre aspetti: quello ambientale, quello sociale, cioè il consenso delle comunità interessate dai lavori, e quello economico. I conti devono stare in piedi, alla fine deve esserci un rapporto tra le tariffe che si possono, i pedaggi che si possono incassare e il costo del lavoro. Devo dire che per la prima raccomandazione approfondite gli studi, che non partiamo dall'anno zero, anzi questa storia va avanti da più di 20 anni. Questa storia inizia con la legislatura regionale 2003-2008, quando è presidente della giunta regionale Riccardo Illi, un triestino che peraltro ci interessava molto del territorio friulano, visto che abbiamo fatto anche la sede della regione Udine, che mi ricordo noi vecchi amministratori locali non avevamo mai avuto il coraggio di fare perché ci sembrava che costasse troppi quattrini, Illi quindi, e l'assessore di riferimento, quello per le infrastrutture, era Vico Sonego. Quindi questi avviano la procedura per realizzare con la finanza di progetto
l'autostrada, il collegamento autostradale Cimpello-Sequals-Gemona. Modificano la legge per diciamo che sia chiaro che la Regione può diventare concessionaria di opere di questo genere. Insomma, ci sono questioni da chiarire preliminarmente, tenendo conto dello statuto della nostra regione a statuto speciale e quindi dei suoi poteri che non sono quelli delle regioni ordinarie e così via. Se non che nel frattempo, siccome queste cose comunque prendono tempo, arriva il 2008, la scadenza delle elezioni regionali. I pronostici prevedono che Illy venga confermato, ma così non succede, perché proprio Illy, nonostante i consigli che aveva ricevuto, diciamo, ricorre all'election day, cioè a mettere assieme le elezioni nazionali con le elezioni regionali, ed è proprio l'anno in cui l'anno del grande ritorno di Berlusconi, il quale trascina alla vittoria anche perché così succede nelle cabine elettorali quando si vota nello stesso giorno, trascina anche il successo nelle regionali, e quindi la palla passa da Riccardo Illy a Renzo Tondo, da Rico Sonego a Riccardo Riccardi. Questi sono i team i quali Tondo e Riccardi proseguono nell'operazione. Infatti nel 2009 viene messo il bando di gara, andiamo avanti, il bando di gara. Nel bando di gara ci sono stabilite tutte le condizioni, ma è stabilito soprattutto il tracciato di base proposto dalla Regione, sul quale evidentemente chi partecipa alla gara ha la possibilità di indicare delle varianti, ma che soprattutto vediamo il tracciato di gara. Il tracciato di cui ci sono 3 foto che io ho preso, voi vedete, ma parliamo dopo di quella sigla H, le ho prese da una pubblicazione del comitato che si era opposto, ma tenacemente, con molti argomenti, alla costruzione di questa autostrada. Vediamo i 3 tratti di cui, diciamo, il problema del tracciato fino a Sequals non esiste, è la riproposizione del tracciato esistente, solo con la doppia carreggiata, insomma, la strada il tratto interessante però invece è quello finale, quello da Sequals fino a Gemona, e voi vedete nella foto che il tracciato di gara, nella proposta che viene sottoposta a chi concorre, si immaginava di passare più o meno con il tracciato della ferrovia nelle zone quelle che riguardano la parte da Pinzano fino a Corvino, di attraversare poi sempre il tagliamento in quella posizione, e quindi di portarsi a ridosso dell'attuale tracciato dell'autostrada A23, dell'autostrada Udine-Tarvisio, per poi fare un'operazione che adesso sembra un po' ridicola, ma che una volta si faceva. C'era tutto un tracciato che fiancheggia, quello sulla parte sinistra, che fiancheggia l'attuale tracciato autostradale, per poi fare una specie di casello di uscita di fronte al casello di entrata. Una volta si facevano queste operazioni immaginando che i concessionari fossero diversi, insomma, per non avere rapporto. Attualmente non si fanno più queste operazioni in una situazione del genere, si fa una interconnessione dove c'è la curva, siamo all'altezza di Tomba di Boia, circa, per chi mi dispiace di non avere il puntatore per non staccare sul posto, ma faccio questa precisazione perché nelle proposte di gara che vengono
ritenuta più interessante complessivamente, che è quella di Condotte e Mantovani, si introducono, intanto si abolisce questa parte finale con un'interconnessione all'altezza di tomba, e poi soprattutto al posto di attraversare il tagliamento in questo modo si prevede una galleria, si prevede di attraversare il tagliamento subito a monte del Ponte di Pinzano e di attraversare il Monte di Ragonia con una galleria e di raggiungere Cimano e poi questa posizione di tomba di Buia con una serie di gallerie, con un tracciato che è molto più protetto dal punto di vista ambientale, molto meno impattante, ma naturalmente con costi più elevati. Comunque, a parte queste curiosità tecniche che immagino non tutti, che poi avrebbero comportato una riduzione dello sviluppo complessivo del collegamento autostradale da 57 a 51 km, che non era poco, Dopo tutte queste ritorniamo un po' del comitato vi ho già detto, perché comunque l'opposizione c'era a prescindere dalle proposte avanzate ed era motivata, insomma. Torniamo alla situazione politica. Anche Renzo, alla fine tutte queste operazioni, quindi presentazione delle offerte, esame da parte della commissione che doveva stabilire qual era l'offerta migliore, eccetera, insomma tutti i passaggi per stabilire chi ha vinto la gara e a chi deve essere affidata la concessione della progettazione, costruzione e gestione del raccordo autostradale, e siamo arrivati alla fine del 2012. Siccome c'è questa forte opposizione, Tondo sospende le operazioni e dice vado alle elezioni, se ritorno dopo provvederò dopo le elezioni, fa questa scelta. Io ho parlato con Renzo Tondo, ho detto ma scusa, ma tu perché non avevi tutti gli elementi per chiudere questa cosa? Qual era la tua riserva? Tondo mi dice, intanto tieni conto di una cosa di cui non ci siamo tutti dimenticati, che nel 2008 è scoppiata la bolla gigantesca della Lehman Brothers, eccetera, è cominciata una grandissima crisi economica. Io ero diventato presidente della regione, la regione che mi aveva lasciato IRI aveva un debito abbastanza consistente di oltre 1 miliardo di euro. La mia prima preoccupazione era quella di rientrare e di abbassare i costi. E siccome comunque per assegnare la gara e per rendere effettiva la costruzione c'erano spese complementari e questo era da affrontare, che io non volevo affrontare, avevo questo primo blocco e poi c'era la contrarietà, una contrarietà piuttosto forte che il progetto nel suo complesso aveva incontrato. Allora ho pensato di prendere tempo, se non che anche per Tondo il prendere tempo non esiste, perché va alle elezioni e anche lui con i favori del pronostico, ma perde le elezioni per una questione che forse qualcuno di voi ricorda, perché c'è all'interno dello schieramento di centrodestra c'è una lista concorrente che gli fa perdere quei 3.000 voti, e siccome perde le elezioni per 1 migliaio di voti è chiaro che e così esce di scena anche la seconda legislatura. A quel punto arriva la Serracchiani, che già in campagna elettorale aveva dichiarato che se avesse vinto lei avrebbe revocato tutti gli atti perché non intendeva realizzare questo progetto, e quindi mantiene questa scelta, che poi è la scelta di considerare che il raccordo autostradale o il raccordo Cimpello-Cevalgemona si fa sulla viabilità ordinaria con eventuali lavori di aggiustamento nei punti critici.
e poi alla Serracchiani succede Fedriga, il primo Fedriga con Pizzimenti, e anche lì c'è un tentativo di effettuare questo collegamento sempre sulla viabilità, non direi sulla viabilità esistente, perché ci sono anche dei tratti nuovi, ma sempre sulla viabilità ordinaria, solo che fa una scelta che è quella di cui abbiamo discusso proprio all'inizio di quest'anno di Tignano, attraverso in sponda a destra del tagliamento con tutte Barberano, sapete tutto meglio di me la situazione della viabilità e i programmi che ci sono, poi imboccare la 464, la provinciale, la strada regionale che si dirige verso Fagagna, e all'altezza di Fagagna spostarsi a nord per attraversare una zona delicatissima dal punto di vista ambientale della fascia collinare, che è quella che poi ha provocato tutte le reazioni che hanno costretto la giunta regionale a revocare ogni proposta di questo tipo. Alla fine abbiamo avuto 10 anni lungo la strada del collegamento autostradale, 10 anni lungo la viabilità esistente o possibili, e il tutto ci ha lasciato con un pugno di mosche. Aggiungiamo adesso a questa piccolo riassunto di come si sono sviluppate le cose negli anni a un paio di considerazioni che secondo me sono abbastanza importanti. Noi siamo per definizione da sempre la regione ponte, e quindi vuol dire che nella nostra regione ci sono dei traffici commerciali che transitano, cioè ci sono dei tir che non portano merci che ne partono, ne sono dirette a aziende della nostra regione, ma partono dall'esterno. La cosa che dovremmo fare dovrebbe essere quella di cercare di evitare che questi tir transitino al di fuori delle autostrade, cercare di contenerli il più possibile in autostrada. Questo dovrebbe essere un obiettivo ragionevole, almeno dal mio punto di vista. Ma che strumenti possibili hanno? Perché i tir non vanno dove vogliamo noi, vanno dove vogliono loro e fanno i loro conti e si dirigono a... Che strumenti abbiamo noi per costringerli ad andare in autostrade? Strumenti normativi? No, questi non li abbiamo. Fra gli altri dovrebbero essere strumenti normativi europei, ma sono di là da venire per 1000 motivi, per la composizione. Sa che l'Europa difficilmente riesce a mettersi d'accordo su questioni anche più evidenti, ma in questa situazione, in questo argomento, le situazioni tra i paesi, tra i 27 paesi sono le più diverse, quindi non si troverà mai. Ma pensate solo che la Germania non ha questo problema perché ha tutta la rete autostradale libera, quindi non esiste neanche questo problema, poi ha una rete così capillare per cui il problema non esiste. Quindi non possiamo pensare a norme ad hoc e non possiamo pensare a norme ad hoc europee, ma neanche nazionali. Perché? Perché voi sapete che l'Austria sta tentando di fare operazioni di questo genere. Per esempio, sul passaggio dei tir l'Austria ha introdotto la norma per cui non possono viaggiare di notte, poi non possono viaggiare nel weekend, ma sono proprio gli italiani che hanno fatto ricorso contro le autorità europee, ricordando che ancora al tempi delle comunità l'Europa è stata costruita per assicurare la libera circolazione di persone, merci e capitali, ed è proprio contro, eccetera. Quindi questo discorso delle norme ad hoc non possiamo pensare di utilizzarlo, ripeto, per cercare di costringere i tir a viaggiare in autostrada. C'è un'altra possibilità, quella di politiche tariffarie particolari. Per esempio a Pontebba ultimamente il tracciato
su Viadotto è stato chiuso perché c'è una pila che ha ceduto e sono necessari dei lavori. Naturalmente i camion che già a Ponteva uscivano dall'autostrada per percorrere la 13 si sono spostati nel centro del paese. Ponteva, che non era abituata a essere tagliata in due da questo traffico, ha cercato di mandare avanti una pratica per politiche tariffarie di favore che convincesse i tir a viaggiare in autostrada, ma ho parlato proprio l'altro giorno con il sindaco Buzzi e mi ha detto: guarda, alla fine sì, in teoria questa cosa è possibile, però non siamo riusciti a combinare niente. Siccome il 29 riapriamo il viadotto, abbiamo lasciato perdere, eccetera. Però questa delle politiche tariffarie per diciamo guidare l'itinerario di tir, questa è una cosa seria. Siccome qui c'è Marino Donata, che ha fatto per tanti anni il direttore tecnico di Autovie Venete e di queste cose ne sa molto più di me, eventualmente lascio a lui se poi ha voglia di intervenire, ma questo è uno strumento da tenere d'occhio. L'origine di questi tir che escono dall'autostrada, noi pensiamo che escano da Gemona, in realtà questi tir escono già a Ponteva, non possono, il tratto da Tarvisio fino a Ponteva è obbligatorio per loro in autostrada, però escono già a Ponteva. Perché? Perché la 13, per la verità, da Ponteva fino grosso modo a Carnia è una strada scorrevolissima, con poco traffico, eccetera, quindi non risparmiano chilometri perché più o meno sono quelli del tracciato autostradale, però risparmiano sicuramente l'inquinaggio, insomma. Poi scendono sempre sulla 13 e a Gemona la pattuglia dei tir che fuoriesce dall'autostrada aumenta ancora e prende la strada o passando, praticamente prende la strada regionale 463, spero di non sbagliare il numero, è la 463, che subito dopo Rivoli, Iosopo, quando arriva a Maiano, quando arriva a San Tommaso e quando arriva soprattutto a San Daniele, diciamo si trova in un tracciato nel quale il passaggio di questi mezzi provoca problemi, perché in particolare a San Daniele, dove la 13 addirittura è una strada con accessi di privati, non è neanche una strada che abbia a fianco. La cosa strana della 13 è che è molto scorrevole dove non serve ed è pochissimo scorrevole viceversa nella parte sottostante, quella che collega Udine con Pordenone, dove ci sono tutta una serie di strozzature. Ne cito le due, secondo me le più grandi. Santa Caterina, quel collo di bottiglia lì che specie alle ore di mattina il traffico è sempre semi-paralizzato. E poi, così svegliamo anche Michele Agusti, Casarsa, la Casarsa che meriterebbe una tangenziale, e senza pensare poi a tutte le modifiche che sono state fatte sulla 13, con tutte quelle rotonde che rendono anche proprio il traffico, ma certamente la scorrevolezza non è più quella di prima. Diciamo che in sostanza, cosa voglio dire? Che è difficile risolvere il problema dei tir senza un collegamento autostradale A23 A28, perché questo è il problema. E dire il collegamento A23 e A28 vuol dire diciamo comprendere certamente questo
questo titolo comprende anche Cimpello Sequalgemona, ma può comprendere altre soluzioni, cioè Cimpello Sequalgemona è sicuramente il tracciato che va benissimo per contenere i tir, perché a questo punto non hanno più nessun motivo per non correre per tutto il tracciato sempre in autostrada. Però andrebbe bene anche un altro collegamento, che è il collegamento autostradale Udine-Pordenone, che è un collegamento autostradale che adesso si capisce poco perché non esista, perché in fin dei conti Udine e Pordenone sono i due centri, sono tutti i profili più importanti del Friuli. E allora, per capire come sono andate le cose, bisogna tornare indietro di 60 anni, quando gli amministratori del tempo hanno pensato bene di far arrivare l'autostrada da Venezia fino nella nostra regione. E lì ci sono state molte discussioni per sapere qual era il tracciato. Alla fine ha vinto il tracciato che poi è quello che ha lo snodo di Palmanova, con un braccio che va a Trieste e il braccio che va a Udine. Perché a Udine, diciamo, il potere politico in quel momento era forte a Udine, la provincia di Pordenone non era ancora nata tra le altre, e a Trieste, perché Trieste era Trieste, non era forte come oggi, che si intende, ma era sempre Trieste. Naturalmente questa soluzione Palmanova con un tracciato molto schiacciato verso sembra quasi di essere in riva al mare con quel tracciato della strada. Questa soluzione provoca a Gorizia dicono, e a Pordenone dicono, e noi vabbè, avete sistemato Udine e Trieste, e noi? E allora la risposta è a voi facciamo il raccordo di tipo autostradale Villesse, Gorizia e Pordenone, e lì disgraziatamente secondo me si conviene, perché è la cosa più semplice, quella che costa di meno, di fare il raccordo Portogruaro Pordenone. Perché dico questo? Perché se supponiamo, per comunità di ragionamento, che non fosse esistito il problema di Trieste, se in quegli anni, e ancora oggi è così, si dovevano collegare i punti forti del territorio, punti forti sotto tutto il profilo economico, di sviluppo e quindi di traffico, l'autostrada sarebbe andata da Udine a Pordenone, a Conegliano, a Treviso e a Mestre. Questo era il tracciato. E in effetti proprio questo tracciato è stato realizzato, il pezzo che non è stato realizzato è quello da Udine a Pordenone. Non so se mi sono spiegato bene in queste cose. Certo, io mi ricordo delle discussioni fatte a queste cose, e mi ricordo anche che a proposito di Pordenone, visto che siamo nella ex provincia di Pordenone, ex fin tanto che dura l'attuale regime, poi non so cosa succederà, mi ricordo una battuta bellissima che è stata fatta, ma Gorizia è provincia, Pordenone, uno ha detto, Pordenone non ha né il consiglio provinciale né il prefetto, però ha Lino Zanussi, e questo ha chiuso per la verità la discussione su questa cosa. Ma andiamo avanti. Per la par condicio, siccome ho parlato oltre al Cimpello Sequalgemona, che comunque sarebbe la più adatta per diciamo, evitare la fuoriuscita dei tir, per par condicio io credo che negli studi si dovrebbe valutare anche un'altra soluzione, questa volta tutta spostata a nord, cioè una soluzione per collegare
la 28 Cimpello con la A23, che non occorre che attraversi il tagliamento. E questo dal punto di vista ambientale non è un argomento da poco, perché i passaggi, voi sapete che tutti i passaggi sul tagliamento ormai diventano complicatissimi, perché ormai è stato definito il re dei fiumi, lo scrigno della biodiversità, e quindi il tagliamento è quasi intoccabile. Basterebbe, cioè è chiaro, l'approdo di questo tratto dovrebbe essere diciamo appena passato il ponte sul tagliamento, dopo la 23, percorrendo la A23 verso nord, dopo quindi all'altezza di Trasaghi. Lì si dovrebbe poter innestare, fare la connessione tra il passaggio da Cirvello con una soluzione che naturalmente bisogna, perché di questa proprio non c'è neanche nessuno studio preparatorio, quindi dico delle cose ma solo per spiegare qual è il concetto. Se andiamo avanti non si vede più. No, andiamo avanti, eccolo qua, forse questo lo vedete, cioè se la connessione avviene in quella posizione, poi bisogna per forza all'altezza di peoni centrali in galleria, e lì l'uscita dalla galleria è sicuramente dopo. Si è bloccato. Allora, è meglio che concluda, perché abbiamo fatto saltare anche gli impianti. Allora, conclusione. Secondo me, ripeto, bisogna approfondire gli studi sul collegamento autostradale, io direi A23 a 28, considerando una pluralità di opzioni. La concorrenza va sempre bene, anche quando si parla di strade, e verificando una triplice sostenibilità dei progetti ambientale, sociale ed economica, al tempo di una globalizzazione ridimensionata. In questo momento non c'è più la pressione di tir che aumentano, perché aumenta il passaggio di merci. Quindi bisogna approfondire gli studi e serve anche pazienza. Però c'entra la pazienza. Io ho fatto questo accenno alla pazienza perché c'è un precedente intrigante che riguarda la A23, proprio la Udine Tarvisio. Bisogna che torniamo indietro alla fine degli... non levarmi Torniamo indietro alla fine degli anni 60, quando l'autostrada è già arrivata a Udine, 66, e si sta pensando alla Udine Treviso. Io mi ricordo che in quegli anni facevo l'ingegnere libero professionista, lavoravo molto anche a Pordenone per le altre, quindi andavo sulla 13 avanti e indietro con molta più, neanche paragonabile con tempo adesso. Comunque mi ricordo che Santuz mi dice: guarda che dobbiamo mettere in piedi un circolo culturale per alcuni eventi di una certa importanza, ti chiediamo di fare il presidente. Io accetto, e il primo incontro che organizzo è un incontro con Giuseppe Petrilli, il mitico presidente dell'IRI, per 20 anni presidente dell'IRI, un incontro in Sala Leace a Udine sulla funzione dell'IRI, dello Stato imprenditore, perché questo istituto proprio rappresenta lo Stato imprenditore, tenendo conto che l'IRI si occupa anche di autostrade. E mi ricordo che la sera dell'incontro vado in albergo a prendere il professor Petrilli, a pochi passi dal municipio, lo porto in municipio, il sindaco cadetto lo ospita nella
nel suo ufficio in attesa che la sala si riempia, e io approfitto per domandare al professor Petrilli: professore, ma ha qualche novità sulla Udine Tarvisio? Petrilli, che evidentemente si aspettava la domanda, mi dice: si farà, però dovete avere pazienza. E spiega perché dovremmo avere pazienza. Mi dice: noi all'IRI abbiamo fatto un elenco di tutte le strade in programma e lo abbiamo fatto in base alla maturità economica, in cima le autostrade che si pagano con i pedaggi e poi giù a scendere. Bene, dice, la vostra autostrada, la Udine Tarvisio, specie per la parte da Carnia in su, è la penultima in classifica. Peggio della vostra autostrada c'è solo la Metaponto Sibari. Mi ricordo che sono tornato a casa, ho aperto l'Atlante per capire dov'era Metaponto e Sibari. In realtà non abbiamo le cose andarono diversamente. Sì, non abbiamo avuto bisogno di grande pazienza perché c'è stato il terremoto, costante terremoto, come dice qualcuno. Vi ricordate che tra le misure, poi oltre all'istituzione dell'Università di Udine c'è stato anche il finanziamento della Udine. Potrebbe accadere anche per questo collegamento autostradale di essere spinto da eventi che, se non sono imprevisti come il terremoto, possono però erano ritenuti poco probabili fino a poco tempo fa. Penso per esempio ai discorsi che fa Draghi al suo rapporto sulla competitività. Draghi sta dicendo che la politica industriale bisogna che sia europea, bisogna che adesso bisogna che approfondire i legami per essere concorrenti nei confronti di Cina e degli Stati Uniti. Penso a Trump e ai suoi propositi isolazionisti e alla necessità di fronteggiare con Europa. Insomma, il problema è che oggi il mondo cambia rapidamente ed è importante, secondo me, farsi trovare pronti quando questi cambiamenti avvengono. Mi pare che in questa maniera proprio si comportano i paesi saggi. A questo servono gli studi preliminari nei paesi che programmano il futuro. Ho finito, vi ringrazio. Diamo la parola al sindaco Enrico. Mi pare che si sia prenotato il presidente Agusti, accolgo altre prenotazioni. Alterniamo il Senato, poi il dottor Reccioni e poi io. Scusi, ci sono anch'io. Lucia D'Andrea, grazie. Benissimo, Viale Orizzontale. Benissimo. Allora, io volevo parlarvi soltanto di un'altra, diciamo così, tappa della nostra visione di viabilità. Una tappa che per noi è molto importante e che abbiamo, diciamo, cercato di portarla in termini reali con un'iniziativa collegata a due comuni, il comune di Quas e il comune con termine di Meduno. Mi dispiace che il sindaco di Meduno questa sera non partecipi perché ha altri impegni. Ci siamo messi in testa di capire come potevamo modificare la viabilità attuale per togliere dal centro urbano di Sequars circa 50-60 autoarticolati che ogni giorno transitano in condizioni estremamente precarie. Addirittura ci portano via i segnali sulla strada, i balconcini delle case, no? Perché le strade sono così strette, le case non si spostano e pertanto ci siamo messi nell'idea di capire come potevamo bypassare quel problema. E allora ci siamo messi d'impegno e abbiamo pensato ad un collegamento Cimpello-Sequals, dove c'è la curva che poi porta la Cimpello-Sequals all'interno della 464. In quella curva, invece di farla, si prosegue dritti.
Si sale in pratica in termini diretti vicino alla zona, diciamo, del vedere che qualcuno di voi conosce, si sale sopra la viabilità normale e si continua fino al ponte di Colle. Al ponte di Colle è prevista una grande rotatoria che, dopo aver smissato il traffico verso Maniaco, si dirige invece in direzione sull'Imbergo, da quella parte. Sale in modo aperto per almeno 300-400 metri e dopodiché entra in una galleria che la porterà oltre il cimitero di Solimbergo. Da lì poi si rimette di nuovo in una viabilità che potrà essere alternativa sia in una nuova viabilità diretta sul centro logistico del sud di Meduno, che corrisponde in pratica alla zona logistica della Roncadì, e oppure nella viabilità normale che arriva comunque in quel punto, ma in una, diciamo, una direzione leggermente diversa. Abbiamo già dall'inizio cercato di dividere questa opera in 3 fasi. La prima fase, congiungimento della Cimpello con la 464 fino al Ponte di Colle. La seconda fase, anzi all'inizio della viabilità per il Ponte di Colle, non proprio prima del Ponte di Colle. La seconda fase, partente proprio da quel punto, con naturalmente l'indirizzo sul Ponte di Colle, la rotatoria e la galleria. Terza fase, con un congiungimento dopo Solimbergo fino a Meduno. Abbiamo voluto chiamare questa viabilità l'inizio della Val Tramontina. E questa è stata un po', diciamo così, l'ispirazione che ci ha portato. L'abbiamo discussa, siamo riusciti a fare un progetto di massima al momento, l'abbiamo presentato ai consigli comunali dei 2 comuni contermini che hanno approvato, l'abbiamo inviato in regione, la giunta regionale l'ha approvato, l'ha reso strategico e pochi giorni fa hanno confermato che il finanziamento per il secondo tratto, cioè il progetto definitivo operativo del secondo tratto, può essere sviluppato. Hanno messo a disposizione €1,5 milioni per fare questa tratta, che è una tratta in pratica che noi, avendola pensata sin dall'inizio, ci può già trovare una soluzione immediata allo spostamento del traffico da Genova a Quals. Perché in questo caso, mancando la prima fase, però operando sulla seconda e completandola poi con la terza, ecco, riusciamo comunque a bypassare completamente il sequenza, utilizzando la viabilità normale di oggi fino all'incrocio alla rotonda di Sequals, con proseguimento davanti alle caserme e quindi giù verso la viabilità normale. Però questo, diciamo, l'abbiamo presentato e ci crediamo moltissimo, anzi scusate, io non riesco a vederlo, se fosse per voi, lo vediamo nelle 3 fasi. Qui lo vediamo proprio dall'alto come può svilupparsi quel percorso di cui abbiamo parlato, che invece di attraversare la vicata di Sequals gira sulla sinistra e segue sul costale del Meduna, nella zona più stretta che è, diciamo, quella zona del Ponte di Colle, e per salire poi dopo nella piana che ci porta direttamente alla zona logistica di Roncadì, che è l'inizio poi di una possibilità progettuale di bypassare il Meduno sulla parte sinistra e proseguire fino a Verona, dove a un certo punto ci può essere anche una soluzione delle azioni di sviamento di Redone, che sono molto importanti, eccetera, eccetera, eccetera. Se poi vediamo qui le 3 fasi, ecco qua. Qui vedete le 3 fasi di applicazione. La prima, la seconda e la terza. Noi ci concentriamo su quella intermedia, perché utilizzando quella riusciamo comunque a risolvere il problema, perlomeno a livello di, diciamo, immediatezza sull'operazione. Ecco, qui lo significhiamo anche perché, come voi vedete, invece di andare su nella parte dritta che fa sulla costa del Meduna, sulla parte golenale, ecco, ci indirizziamo di nuovo verso la 464, aggiriamo comunque Sequals all'esterno e proseguiamo poi nella nuova tratta,
che verrà predisposto. Eccolo qui i passaggi, voi vedete, di collegamento. Questa soluzione intermedia ci dà la possibilità anche di avere una risposta, diciamo così, positiva a livello regionale su quelli che sono gli impegni finanziari. Tutta l'opera è stata valutata più o meno in circa 48 milioni di euro, dei quali però la parte intermedia molto probabilmente si aggirerà sui 17-18. Su questo la Regione diciamo così, ha messo un suo place in termini anche di prospettiva immediata e naturalmente la decisione di dare l'ok alla progettazione definitiva esecutiva che abbiamo avuto, ecco, è arrivata proprio in questi termini. Quindi noi ci auguriamo che questo possa essere veramente una delle soluzioni, diciamo così, di una viabilità non primaria, secondaria, però molto importante per alleggerire il traffico che abbiamo sulla parte urbana, diciamo, del paese. Per quanto riguarda invece tutto il resto, se permettete, io ho un'opinione un po' particolare, cioè io ho vissuto nell'ambito logistico tutta la mia vita come lavoro e so benissimo quanto sono importanti le arterie che possono veramente dare uno stimolo ad un passaggio di merci, ad un traffico estremamente importante, ma anche a livello, diciamo così, di ragionamenti economici per tutto l'insieme. Mi riferisco tantissime volte a un'opera che io ho vissuto perché abitavo proprio lì, ed è l'opera ciclopica che hanno, diciamo, realizzato i danesi con un tunnel di 12 km sotto il mare del nord e poi naturalmente una confluenza con un ponte successivo di altri 12 km verso la Svezia. Ebbene, la mia esperienza di quell'opera è stata veramente entusiasmante. Perché? Prima di tutto hanno fatto un progetto importante, dettagliato, preciso, l'hanno finanziato in modo coerente, l'hanno consegnato come lavori tre grandissime società europee, la Skanska svedese, la Strabag tedesca e la Inflesivo italiana. L'hanno consegnato come fine lavori 6 mesi prima della scadenza. Hanno successivamente convertito il tutto con un'azienda di servizi, un'azienda di gestione che ha preso in carico i debiti verso banche ed ha esercitato naturalmente la gestione completa sia a livello di manutenzione ordinaria, straordinaria e, diciamo così, anche indirette nella creazione in territorio svedese di una città addirittura che in pochi anni si è formata e che naturalmente ha risolto tutta una serie di cose che hanno portato il piccolo paesino della Danimarca a diventare veramente il punto di fulcro di tutto il trasporto verso il nord Europa. L'aeroporto è diventato esploso e da questo naturalmente la condizione qual era? Di arrivare con le autostrade tutte proprio lì in quel punto dell'aeroporto, ma dove poi si derivano verso questa diciamo, opera che è stata fatta. Questo ha creato delle premesse che sono eccezionali. Prima di tutto un paesino piccolo di 5 milioni di abitanti che affronta un'opera del genere con una decisione eccezionale. Non solo, ma ci troviamo anche in un paese che a mio avviso ha una cultura e un'esperienza ambientale molto più profonda della nostra. Non hanno avuto il minimo dubbio, una volta che hanno deciso di fare le cose, di renderle operative. E questo ha potuto costare il taglio di boschi in sede centrale, diciamo con delle autostrade che hanno percorso. Hanno addirittura tolto un pezzo di città per realizzare. Ecco, qui diciamo così io mi fermo perché naturalmente questo va in un'ottica di una visione forse anche diversa dall'altra, però è una visione sicuramente differente e la prova è che la società di gestione che ha preso in carico quest'opera è portata in borsa da ormai 15 anni, ha sempre dato i suoi dividendi e sta andando a confine. Grazie. Come dicevo, interventi programmati, diamo subito la parola al Presidente Agrusti, poi al Presidente Tilatti, poi di nuovo torniamo all'industria con il Dottor Tencioni e anche per Confcommercio. E ovviamente un intervento di
Lucia D'Andrea e il sindaco di Biasera. Se ci sono altri interventi proporrei, ecco, Alessandro Cedini. Le omonimie sono più frequenti di quel che sembra. Prego Presidente della Costa. Buonasera a tutti e a tutte, anche da Lucia che non vedo. Magari è l'unica cosa su cui non saremo d'accordo. E intanto ringrazio la Bobbio che sempre crea occasioni di confronto su vari argomenti politici, economici, poi molte volte intervenendo direttamente sulle questioni economiche in questo nostro territorio. Ringrazio anche Diego Carpenedo che insomma con la memoria storica di tutta la vicenda ce l'ha raccontata così, perché ci vorrebbe una memoria per capire perché siamo aperti che non abbiamo fatto niente sull'argomento. E il sindaco che ovviamente è stato puntuale nella sua descrizione anche di un caso di successo come il ponte tra Malmö e Copenaghen. Io l'ho visto nascere, è stata un'opera straordinaria che collega due nazioni addirittura sul mare. Da noi non l'avremmo fatto, sarebbero nati i comitati per la difesa delle aringhe, grandi. Però io credo che tutto quello che dovevamo dire è stato detto. Io sono da sempre favorevole a questa infrastruttura, il mondo economico è sempre stato favorevole a questa struttura, parlo anche come Camera di Commercio, ci siamo un po' espressi, abbiamo fatto inserire dentro le nostre visioni di sviluppo economico la programmazione di questa infrastruttura. Io credo che le infrastrutture viarie e ferroviarie debbano generare una logistica integrata, nel senso che noi non dobbiamo essere solo dei tubi dentro i quali passano le merci e noi non le vediamo, noi dobbiamo, intorno alla logistica nascono insediamenti industriali, nascono chance di tutti i tipi, non ultimo anche un turismo che può ragionevolmente interessare quelle zone apparentemente minori, ma c'è nella nuova cultura turistica un interesse speciale per tutte le realtà montane e demontane anche del nostro territorio, quindi un'asse che in qualche modo alimenti anche questo tipo di turismo è importante. Questo è un periodo dove è più facile parlare di piste ciclabili, non di autostrade, le piste ciclabili fanno innamorare tutti. Si trasformano anche vecchi sedimi ferroviari che secondo me andavano tenuti, parlo della Casazza Spilimbergo, bisognava lasciarla lì perché secondo me la metropolitana di superficie potrà tornare utile nei prossimi anni, quindi pensare che tutti dobbiamo necessariamente andare in bicicletta dappertutto perché fa piacere per le società sportive dei ciclisti, ma è una delle tante minoranze, anche noi siamo una minoranza, però l'importante è che non ci siano minoranze che diventano dominanti nell'indirizzare gli investimenti. Abbiamo speso ire di Dio per le piste ciclabili in questa regione, per carità, niente in contrario. Dopodiché io credo che sia venuta l'ora di si crea un comitato per fare le cose. Noi abbiamo sempre comitati per non fare le cose, ma se i sindaci che sono d'accordo, le imprese che sono d'accordo, le associazioni delle imprese che sono d'accordo, creano un movimento che sostenga presso la Regione l'interesse, secondo me, vitale di questa parte del territorio regionale, ma io lo credo tutto il territorio regionale, allora cominceremo a dar gambe e sostegno fiato ad un'ipotesi che poi deve essere disegnata e realizzata in tempi ragionevolmente brevi. Noi stiamo elaborando un piano decennale per la nuova manifattura di questa regione con
commercio regione, un piano che vedrà la luce entro la metà del prossimo anno, che prevede tutta una serie di cose, tra le quali infrastrutture che rendono questa regione davvero questo polo logistico di cui si parla tanto, in realtà poi è soffocato da tante strozzature. Noi abbiamo uno dei porti più importanti del Mediterraneo, che è Trieste. Trieste non ha un retroporto, il retroporto di Rotterdam è di 80 km, il retroporto di Trieste è la città, quindi abbiamo bisogno di retroporti diffusi, lo scalo di Cermignano, l'interporto di Pordenone, l'interporto di Gorizia, vanno raccordati, vanno resi sempre più efficienti, perché credo anch'io che naturalmente dobbiamo prevedere nuove infrastrutture viarie, ma anche potenziamento delle rete ferroviarie. Come ha detto Sonego, quando abbiamo rinunciato al Corridoio 5, noi ci siamo, non noi, la giunta in cui faceva parte Sonego, comunque della sua capa. Io ho commesso altri crimini. Nella sua capa, però devo dire che Sonego con una straordinaria coerenza ha sempre difeso questo progetto dall'inizio, quando era assessore. Lui sapeva che esistevano due dichiarazioni di interesse, di almeno 3 ha sempre evitare questa infrastruttura, quindi io non ho altro da dire, anche perché poi vi dovrò lasciare perché alle 8 ho un investitore straniero che vuole dare una partita in Giulia molto importante, per cui con tutto il dolore del mondo vi devo lasciare, però quello che vi chiedo è questo: abbiamo fatto 30.000 incontri, convegni, riunioni, l'ultima l'abbiamo fatta con l'assessore Mirante a Gemona. Ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire, non entro nel merito dei tracciati più alti, più bassi, non voglio discutere sul tagliamento che ha superato il Piave, fiume sacro alla patria, cioè anche il segnalamento adesso del fiume sacro alla patria, ma non voglio semplicemente entrare nel merito, per cui andatevi a spiegare agli abitanti di Latisana, di Mossano, di San Paolo quanto è sacro il tagliamento quando vengono le piene e la gente va sott'acqua, però è sacro la patria. Benissimo, quindi non discuto di questo, ci sono 1000 modi di attraversare un fiume. Una sola cosa, dico sempre, devono fare il nuovo ponte di Dignano, nel caso in cui si pensi che il tracciato debba passare per lì, bene, questo ponte si immagini per poter sopportare quanto consigliere, almeno quella cosa lì, perché quando fai un altro ponte non è che fai un altro ponte, quindi dovete pensare anche a questa, devono pensare anche a questa. Quindi la proposta che vi faccio, se siete d'accordo, magari il sindaco tra tutti diventa il capofila di questo comitato per il sì, che è una cosa straordinaria. Io ho visto un altro comitato per il sì nella mia vita, che è stato quello che ha fatto nascere il Coro di Aviano, la via di Natale, un gigantesco movimento di popolo che si è messo insieme, era un venditore di canottiere, mutande e regista, che però ha messo in piedi questo straordinario movimento e oggi noi abbiamo il Coro di Aviano, altrimenti non lo avremmo avuto. Ecco, io credo che un movimento positivo per il sì, che spieghi con ragionevolezza la sostenibilità di questa operazione, la bontà di questa operazione, i profeti di sventura. Ecco, quindi io credo che l'unica cosa da fare ormai sia questa, perché se ci troviamo tra di noi siamo un club esoterico, dove ci troviamo, parliamo, siamo tutti d'accordo, tranne la mia amica Lucia. Non solo io, infatti se posso, chiedo scusa, Presidente, una cosa sola, per esserci un dialogo, per una soluzione condivisa, ci devono essere relatori che non sono della stessa posizione. Brava! Altrimenti No, ma non c'è. Professoressa, è una questione di lei merito. prenderà la parola. Sì, adesso quando tutti andranno a cena, Professoressa, lei prenderà la parola. però allora non mettete nelle diapositive per una soluzione di un Professoressa, le diapositive perché scriviamo noi come ci piace. Sì. Come ci piace. Le diapositive che fa la rete scrive come piace a lei. No, ma io, siccome ho un grandissimo rispetto, lei lo sa. Sì, ma vogliamo chiedere, certo.
democrazia, no? C'è la democrazia, si discute, ci si incazza, si discute, però c'è un momento in cui si decide una cosa, un'altra o niente, però si decide. La democrazia decidente è quella che funziona. Ecco, quindi alla fine si deve prendere la decisione e la politica si assume la responsabilità, anche quella di non farla, ma si deve assumere una responsabilità. Basta fare studi di fattibilità, basta disegni, basta. Non sanno fare. Tutto è stato fatto, tutto è stato discusso. Dopodiché, ripeto, ci si assuma una responsabilità. Chi deve assumere? Questo comitato che io propongo, io mi iscrivo. E credo che le persone che sono d'accordo si mettono insieme e diventano una forza di non di pressione, ma di convincimento della bontà, se noi riteniamo questa soluzione, nei confronti del decisore pubblico. Poi il decisore pubblico metterà sulla bilancia le opinioni di quelli che non lo vogliono, le opinioni di quelli che lo vogliono, naturalmente con tutte le motivazioni, e decideranno. Tutto qui funzionano così le cose, però non possiamo perdere altri 25 anni, perché io mi auguro che tutti arriviamo all'età di 40 e con questa lucidità, no? Però non succede tutti i giorni, quindi magari speriamo di vedere l'inizio dei lavori. Oggi abbiamo fatto una cosa bellissima, perché siamo andati a vedere il cantiere della protonterapia. È una cosa straordinaria per chi dovrà curarsi. Ecco, questa roba qua costa 50 milioni di euro, è un ciclone che serve per curare in modo rivoluzionario le persone. Ci abbiamo impiegato 6 anni per poterlo fare. 6 anni per poterlo fare. Ecco, quindi 6 anni sono quelli per l'autostrada. 6 anni hanno impiegato per fare l'autostrada del Sole, 8 anni per fare l'autostrada organica. Bene, buona serata, ci vogliamo tutti bene e speriamo che questa strada si faccia. Lo dico per averci invitato a questo convivio, questa riunione, ringrazio anche il senatore per aver spiegato la storia delle infrastrutture di questa regione. Io mi ricordo che ero molto più giovane quando abbiamo cominciato, io ho sentito parlare di questa opera della Cippello Sessuale di Gemona. So che l'ora è tarda e quindi non vi porterò via molto tempo, però credo che sia arrivato, condivido quanto detto dal presidente Agrusti, dall'amico Michelangelo, che in una democrazia bisogna individuare le priorità. Credo che questa sia una priorità, perché ho sentito l'esposizione prima del sindaco e dei problemi che hanno questi paesi, delle possibilità di sviluppo. Dobbiamo ascoltare tutti. I tre passaggi di Diego Capelletto, dell'ingegnere, dove dice sostenibilità ambientale, sociale e ritorno del conto economico. Credo che queste siano 3 regole fondamentali, perché se no le cose non si possono fare. E ho capito che anche l'intelligenza artificiale, io la definirei più intelligenza artigiana, buon senso, no? Anche questa ci ha portato alla conclusione che il rapporto bisogna fare queste opere cercando di imitare gli impatti ambientali sul territorio, ma è peggio non fare che fare. Quindi io dico, concordo anche con Michelangelo, io mi sono trovato in una situazione in cui gli artigiani in un'altra parte del Friuli hanno proposto l'investimento, è nato il comitato del no, ma subito dopo è nato il comitato del sì. E a un certo punto un mio artigiano americano ha detto: aspetta un momento Presidente, adesso dobbiamo vedere se c'è anche il comitato del forse, dopodiché possiamo dare inizio alla cosa. Quindi io vi ringrazio, non ho la competenza tecnica per capire, perché io la vedo un po' più dal lato del Friuli, credo poi ci sarà il sindaco di Gemona. Quindi la soluzione è vero, se si fa il ponte facciamolo che serva almeno per i prossimi 100 anni, cioè non sottodimensioniamolo.
Quando parliamo del tagliamento a me fa spavento, perché mi è capitato per caso di farmi vedere una simulazione, perché il 19 di agosto di quest'anno è entrata in vigore una direttiva europea dove dice che il 25% dei 25.000 km di fiumi europei devono tornare allo stato naturale. È chiaro che questo è il tagliamento al fiume dove ci sono le biodiversità più importanti, e questi tecnici, questi ragazzi dell'università con gli insigni hanno provato a simulare cosa vuol dire togliere alcune opere idrauliche, briglie di contenimento, lame di laminazione e di irrigazione. Sapete qual è il risultato? La Tisana, Rondi, Lignano distrutti, in termini inglesi che non mi ricordo bene nella slide, io sono rimasto impressionato, perché poi alla fine è vero che dobbiamo conservare, abbiamo ricevuto un ambiente trattato bene dai nostri anni, però io mi sono trovato in un'occasione dove ho detto: ma provate a immaginare le rogge senza i mulini, e i mulini sono stati importanti per lo sviluppo sia del Cerino Meduno, cose fatte all'inizio del fine 1800, 1900 iniziate e fatte. Io sono rimasto veramente entusiasta di vedere ciò che l'uomo in quegli anni è riuscito a fare. Sistema dell'Edra, vedete nel sistema dell'Edra il tagliamento progettato e realizzato in 4 anni, 1899-1904. Se non ci fosse stato il sistema dell'Edra nella pianura friulana, ci sarebbe ancora l'agricoltura, si sarebbe sviluppato il sistema idroelettrico, ci sarebbe stata la nascita della manifattura. Ecco, allora queste sono pagine di storia del nostro Friuli che ci devono far pensare e dire che in democrazia ascoltiamo tutti, facciamo meno danni possibili all'ambiente, ma bisogna decidere, e quello anche l'intelligenza artificiale, che io dico, il buon senso, ci dicono: noi sulla strada del fare è meno impattante che non fare, perché guardate che anche le opere idrauliche e anche le manutenzioni dei fiumi non si fanno lasciandoli allo stato brado. Se qualcuno non pulisce gli argini e gli alberi, e succedono le disgrazie. E allora il concetto dell'opera pubblica, io mi ricordo il Campanello, quando ho fatto il consigliere comunale tanti anni fa, che ero un ragazzino più o meno come il presidente Agrusti, nelle opere, nei piani economici c'era una voce che l'abbiamo dimenticata, e oggi l'abbiamo visto gli effetti di questa, che era nel piano economico dell'opera era la manutenzione ordinaria. Se questo non si fa, è chiaro che dopo le alluvioni vengono, i disastri avvengono, e poi dobbiamo ricorrere alle polizze, sì alle polizze, ma prima facciamo quello che i nostri genitori hanno fatto, la manutenzione ordinaria. In questo caso noi, mondo artigiano, nel rispetto delle popolazioni locali, siamo per il fare. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio l'associazione Bobbio per la possibilità di avermi dato il mio intervento. Potevo lasciare la parola al Presidente Agrusti, perché l'intervento è condivisibile al 100%, noi gli industriali friulani sono a favore dell'opera, non entriamo nel merito né del tracciato, neanche della tipologia della strada. L'assessore Almirante ha parlato di una certa tipologia, ma non siamo interessati a questo. L'aspetto che diceva lei, i costi-benefici, è molto interessante a mio avviso. Qui, allargando il ragionamento, prendendo anche spunto a quello che diceva delle manutenzioni il Presidente Di Ratti, c'è un problema di tenuta socio-economica della società. Allora, bisogna mettersi d'accordo su che cosa vogliamo, cioè il tessuto
economico tiene a certe condizioni. Imprese competitive insistono anche in un territorio competitivo. Il territorio competitivo ovviamente presuppone anche che ci siano delle infrastrutture di un certo tipo. Non siamo in questa sede per adesso interessati al tracciato, ma siamo perché avvenga un collegamento fra l'Alto Friuli e l'Ovest, il Sud-Ovest, ma l'Ovest essenzialmente. Con Alto Friuli ovviamente intendo i 2 o 3 grandi comparti industriali, uno è quello di Osoppo ovviamente, ma ancora più a nord nella conca Tormezzina c'è sia Amaro che poi anche Tormezzo, e quindi c'è un collegamento da lì, anche perché come avete detto c'è un problema delle strade regionali, anche della SS13, ma soprattutto della strada regionale 464 e la 463 che passa tutta attraverso paesi che erano nati per essere strade di scorrimento e strade di collegamento e poi sono diventate altre cose. Quindi c'è anche un piano di sicurezza. Condivido quello che diceva il Presidente Agusti, che se il tracciato fosse passasse dal ponte di Vignano già presupporre quella cosa lì. Altri elementi ovviamente che ci interessano particolarmente, quindi il comitato del sì, magari ci scriviamo anche noi. Uno è il timing ovviamente, perché queste opere non è che si può immaginarle avulse dai tempi di progettazione e quindi di realizzazione, quindi ci interessa molto il tempo, quindi per questo dico che è molto importante definire subito un tracciato. E poi, siccome avevamo sentito parlare di alcune ipotesi, è molto importante, se ci sarà un collegamento con la 23, decidere e vedere a che livello sarà della 23, perché anche quella è una cosa molto interessante. E quindi questo per noi, ripeto, è un'opera fondamentale per l'Alto Friuli, perché lì si trovano degli insediamenti molto importanti, come diceva il Presidente Agusti, questo qui andrà a beneficio anche dei flussi turistici, perché ovviamente saranno liberate delle strade e quindi ci sarà ovviamente meno promiscuità fra merce e turismo. Anche noi siamo molto favorevoli all'intermodale, anche noi siamo molto favorevoli alle ferrovie. I consorzi industriali, qua ci sono degli amici dei consorzi industriali con cui continuamente seguiamo i raccordi delle imprese e lo sviluppo dei binari nei consorzi industriali, ma non da tutte le parti si può fare la ferrovia. Quindi la ferrovia si sa benissimo che si può fare solo a certe condizioni, con certe economie di scala, con una certa tipologia di trasporto, e la logistica intermodale comunque presuppone anche l'infrastruttura stradale, non è che non la presuppone, per cui siamo molto favorevoli all'opera. L'assessore Mirante pubblicamente ha dichiarato che sono in via di ultimazione tutte le analisi, sia ambientali, sociali, trasportistiche anche molto importanti, quindi noi quello che confidiamo è che si arrivi subito a un'ipotesi di tracciato, ovviamente la più sostenibile possibile, questo è un prerequisito secondo noi, e per poi arrivare ad inaugurare questa importantissima opera. Grazie a tutti. Grazie mille, buonasera a tutti, grazie ovviamente dell'invito, un saluto al collega Sindaco. Da parte mia insomma, sarebbe anche facile dire la vogliamo quanto prima, ma ci tengo anche a precisare un po' i motivi. Allora, innanzitutto credo che nessuno di noi quando attraversa o beneficia di una ferrovia o di un'autostrada o va a Roma che prendere
dell'aereo pensi a quei cittadini che ovviamente si sono visti costruire queste infrastrutture fuori di casa, però sono infrastrutture comode che utilizziamo ogni giorno e che sono servite per creare lo sviluppo di questo paese, intendo paese Presenza Giulia, intendo nazione. Quando si pensa che le strade servono esclusivamente ai settori produttivi, questo non è vero, ma va anche considerato contestualmente che l'economia di la tenuta dell'economia di questa regione, in particolare che vive di decimini e gettiti di IVA, di IRPEF e quant'altro, garantisce anche la tenuta dell'aspetto sociale e quindi anche di tutti quei servizi di cui quotidianamente tutti noi beneficiamo, anche laddove insediamenti produttivi non ce ne sono. Credo che per quanto riguarda il nostro territorio è evidente che c'è un arco pedemontano dove ci sono insediamenti produttivi importanti, l'ex CIPAF, oggi COSAF, ma anche il COSILT nell'area più in alto, quella della Carnia. Credo che siano aree industriali e produttive che garantiscono la tenuta sociale di tutto l'Alto Friuli. Senza queste realtà non ci sarebbe già oggi più l'Alto Friuli, e dimentichiamoci quella stagione o quella generazione faccio l'esempio dei Paolarini, Pilati sa cosa intendo, che meglio ancora Carpenedo, che da Paolaro vanno a lavorare il giorno a Trieste o con i carpentieri. È finita quella stagione. Oggi la qualità della vita anche di chi vive in montagna giustamente deve essere anche un'altra, e non si può pensare a viabilità ed infrastrutture come quelle che in alcune aree della nostra regione sono presenti oggi, o peggio ancora non sono presenti. Ritengo che soprattutto la situazione geopolitica, dalla prima slide che abbiamo visto negli anni 60, in cui si iniziò a pensare a questa strada, sia completamente cambiata. L'Europa non è più quella. Oggi c'è un'Europa, oggi non c'è il confine tra est e ovest, qui di qua. Oggi siamo al centro dell'Europa, e se vogliamo essere europeisti, come lo diciamo spesso, bisogna pensare anche a tutte quelle che sono le infrastrutture e i collegamenti. È evidente che l'attuale, si vede anche dalla slide, manca proprio un pezzo mai realizzato. Ormai tutto l'arco pedemontano ha completato questa infrastruttura, manca solo l'ultimo pezzo, e ritengo anche forse il più importante per quanto riguarda la nostra regione. Quindi mi auguro che questa infrastruttura nella nostra tratta, che questa sia la volta buona. Mio papà diceva che aveva i pantaloni corti quando si parlava del 48, aveva i pantaloni corti quando si iniziò a parlare di questa infrastruttura, e oggi a distanza di tanti anni siamo ad una nuova fase. Dall'incontro con l'assessore a Gemona posso assicurarvi che tutto l'arco dell'Alto Friuli è convintamente favorevole a quest'opera. Non intendo solamente l'area del Gemonese, dalla quale provengo. È chiaro che ci sono delle compatibilità da ricercare per quanto possibile. Sappiamo benissimo che le infrastrutture non hanno nemmeno una vita utile eterna, e qui pongo un ulteriore problema, perché prima ho sentito parlare dall'ingegner Carpenedo che è la regione ponte questa. È una regione piena di ponti, e inizierei anche a preoccuparmi, perché dopo quello che è accaduto al Ponte Morandi è cambiato anche l'approccio dello Stato nei confronti di queste infrastrutture. Siamo pieni di ponti, e iniziamo a pensare a cosa succede nel momento in cui interverranno delle criticità su tanti di questi. Vediamo quello che è successo a Stazione Carnia, con un ponte, per fortuna che ce n'era uno ancora attivo dell'ex ferrovia dismesso, e sappiamo bene cosa vuol dire interrompere anche quelle poche infrastrutture che ci saranno. Quindi garantire un collegamento vorrebbe dire anche mettere in sicurezza dei territori che ovviamente oggi non lo sono. Ma penso anche, e soprattutto prima c'è stato un passaggio che è molto significativo, anche a io ho fatto la Gemona San Daniele 4 volte al giorno per 12 anni. Ci sono delle aree, penso a Osoppo, penso a Maiano,
abbiamo parlato prima di San Tommaso, ma Commercio secondo me è ancora peggio, il Tiberiaco forse lo leggo di più. Ah, ecco, saluto il sindaco, non l'avevo visto, chiedo scusa. Penso a San Daniele, ma anche i tratti successivi andando fino a Casas altrove, ma a questi cittadini qualcuno pensa o non pensa alla qualità della loro vita, dove c'è una strada di interesse regionale trafficata da camion tutto il giorno dalla mattina alla sera e tu per passare da di qua al di là della strada devi diventare matto, camion che ti sfrecciano tutti i giorni, a quelle famiglie, a quei bambini che vivono in quei luoghi. Qualcuno pensa o non pensa? Io credo che abbiamo anche titolo a parlarne a Gemona, perché abbiamo l'autostrada, una strada nazionale, la 13, una regionale, la 463, la Giovana, quella regionale che porta a Cavazzo, una provinciale, la ferrovia che ci sta nel nostro paese. Quindi sul prezzo di infrastrutture ne sappiamo qualcosa. Abbiamo anche spinto per avere 4 ciclabili e ci siamo riusciti a vedere. Credo che in questo paese è più facile dire di no, e molto spesso si sente quello che dice troppe volte, anche se magari in misura minore rispetto alla popolazione complessiva. Chi dice no ha molta più voce di quelli tanti che magari stanno zitti e pensano che sia giusto fare le cose. Io credo che sia veramente venuto il momento di porre fine a questa insomma, programmazione, a questo pensiero che arriva da molto lontano, si decida un tracciato, ove possibile, quando possibile. È sempre meglio concertato con i territori, perché da sindaco so che le cose imposte possibilmente sarebbe meglio evitarle, quindi credo che uno sforzo collettivo vada fatto per ottenere il risultato che tutti noi vogliamo. Grazie. Grazie per l'invito al voto. Questa sera qui rappresento anche l'associazione dei cittadini Puglia, che è sempre un po' attenta alle problematiche che riguardano l'infrastrutturazione del territorio, e se può anche porta il proprio contributo proprio con competenze specifiche, quindi per questo anche ringrazio per l'invito che c'è stato il voto da lei. Come vecchio operatore stradale, sì, devo dire che ho ricordi che vanno molto dietro nell'impostazione delle problematiche che oggi qui sono state analizzate. Mi rendo conto che fare una infrastruttura di un certo impatto sul territorio non è mai così semplice, però proprio per aver seguito un po' tutti questi anni queste problematiche auspico che finalmente forse si riesca a trovare una quadra di questa opera, mettendo un po' d'accordo le diverse esigenze delle amministrazioni locali del territorio, le esigenze finanziarie e anche quelle che derivano dal rispetto dell'ambiente, perché questa opera, dal mio punto di vista, se dovesse, speriamo, venire completata con la seconda parte del territorio, darà una risposta sia ai traffici locali di attraversamento delle zone qui della nostra regione, ma anche in parallelo a quelle delle grandi direttrici di traffico commerciale dal nord Europa al sud Europa, in un unico contesto, quindi potrebbe essere un'opera che sicuramente è di estremo interesse. Io mi fermerei qui, senatore, perché non vorrei togliere altro tempo a chi dopo di me parlerà. Grazie. Io mi sono presa un paio di appunti mentre i relatori parlavano, perché il mio intervento non fosse svincolato da ciò che ho sentito. Mi qualifico per quella che sono, al di là della professione che svolgo. Io ho fatto parte del comitato ARCA, quindi mi dichiaro subito da quale parte sto, ma penso che il pubblico lo abbia capito dal mio intervento precedente. Allora, io faccio alcune osservazioni di metodo, perché poi entrare nel dettaglio lo si può fare in un tempo un po' più distesi. Va chiarito subito che questo non era un confronto, perché per un confronto vengono invitate le diverse posizioni. Questa era una presentazione che aveva già un taglio ben chiaro, quindi trovo corretto che non ci sia, è vero, ha ragione l'assessore Sonego, ognuno le diapositive le fa come le vuole fare, però non può scrivere perché questa serata sia per una condivisione di una soluzione.
perché così non è. Noi abbiamo sentito sino ad ora solo delle posizioni dalle 5:30, il tempo che è stato dato a chi non la pensa così è alle 8:10. Parlare poi di intelligenza artificiale, ingegnere, e che l'intelligenza artificiale ci risponde, bisogna capire che cosa si domanda all'intelligenza artificiale. Perché insomma per mestiere devo sapere come funziona. No, ma dipende da che cosa, qual è la domanda rispetto al testo che si vuole proprio. Io non l'ho interrotta, dopo lei se vuole tirare le sue posizioni. Quindi questo secondo me è già, come dire, parlare che l'intelligenza artificiale ha distillato la risposta ai nostri quesiti è un indirizzare l'uditorio rispetto a una posizione che avete già ovviamente preconfezionato. Lei ha utilizzato del materiale del Comitato Arca, lo ha utilizzato molto scientemente, ha scelto soltanto le cartografie. Si è ben guardato dall'utilizzare quella cartografia nella parte comune per comune, perché la stessa cartografia sotto metteva esattamente rispetto al progetto, credo fosse quello proprio del 2011, quello che lei ha citato, quali sono i lavori in trincea, i viadotti e qual è l'esatto impatto ambientale che un'opera di questo tipo ha sui territori. Perché bisogna capire, siamo un corridoio, stiamo ancora parlando del corridoio 5, Lisbona-Kiev, o stiamo parlando di un beneficio per il nostro territorio? Perché non possiamo mettere insieme tutto, perché non è corretto. Cioè, ci dobbiamo dire perché la vogliamo o perché non la vogliamo quest'opera. Sicuramente c'è la necessità di mettere in mano la viabilità, nessuno lo sta negando. Fare un'autostrada è tutt'altra cosa. Il progetto che voi avete illustrato, noi l'avevamo studiato, purtroppo sono passati tanti anni e nel frattempo mi sono anche occupata d'altro, quindi alcuni dati li ho dimenticati, ma io tutti quei documenti progettuali li ho letti, li ho studiati, li ho sintetizzati, li abbiamo inseriti in un sito. Le nostre sintesi, se uno non si fidava, avevano il rimando al link del progetto, quindi se volete vedere una posizione che non è quella che è stata presentata questa sera, anche se ormai il sito è dormiente, però vi invito a darci un'occhiata, perché è il lavoro di molte persone che ci tengono al proprio territorio e che non sono contrarie allo sviluppo, perché parlare di traffico internazionale cosa significa? Che questo territorio è soltanto un corridoio? Stiamo parlando del turismo, ma voi avete mai visto qualcuno che va a fare un soggiorno fronte autostrada? Poi parlare di tracciato, bisogna capire dove passa prima di dire questo tracciato va bene o non va bene, o lo prendiamo così, a scatola chiusa. Il tracciato che era stato proposto su quel progetto era il tracciato più costoso e più impattante. Quindi bisogna... La bretella di Barbeano, che fine fa? Che fine fa la bretella di Barbeano? Dove si ricollega? Abbiamo spinto tanto su quella direzione che il ponte di Vignano vada rifatto, è sicuro, non tiene più. La manutenzione di cui parlava prima il Signore è necessaria, sia sui fiumi. Io ho la scuola che si trova nell'alveo del fiume, quindi sono interessata alla questione. L'altra cosa, il tracciato di Fagagna, che sembrava la panacea di tutti i mali, improvvisamente è scomparso. È scomparso perché la popolazione là è più numerosa e si è opposta? Cioè, facciamoci delle domande, perché io queste domande me le sono poste. Poi, per dire che questo tracciato che dovrebbe passare da queste zone porta dei benefici, che funziona, ma secondo me in questo caso, mi permetto di dire, è un modo di esprimersi che possiamo giocarcela in casa bevendo un aperitivo. Per un'opera di questo tipo bisogna avere esattamente chiaro i costi e i benefici in termini economici, in termini di
prevedeva, come per la Pedemontana Veneta, che in caso di perdita economica il ripianamento veniva fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e questo era scritto nei documenti del progetto. Io non credo che ripopolare la montagna avvenga attraverso l'autostrada, attraverso un miglioramento della viabilità esistente sicuramente sì. Sicuramente sì, che ci sia la necessità di sistemare è sicuramente una cosa che dobbiamo fare. Poi bisogna anche mettersi d'accordo. Prima la Cintello Sequal-Gemona era la naturale prosecuzione della Pedemontana Veneta, cioè noi tarpavamo le ali alla Pedemontana Veneta. Se qualcuno l'ha percorsa vede che non c'è nessuno sopra, perché è bellissima e costa una fortuna, Però dimmi in panorama che non... costa una fortuna. Io l'ho fatta una volta perché volevo vedere da Verona ad uscire all'uscita sono 19,90 con la macchina 19,90. Non l'ho fatta molto tempo fa, a giugno, quindi ho i dati recenti. Ci faccio volentieri. Vabbè, una volta, dopodiché fai l'autostrada. 19,90 che ti costa di più di tutto l'altro percorso, non lo so, se uno può spendere può farlo, insomma. Poi la questione che i pedaggi non sarebbero stati pagati dai residenti era una questione già sollevata nel vecchio progetto, anche questo c'era, però pareva che la cosa non potesse essere sostenuta. Non lo so se nel frattempo poi le cose sono cambiate. Io direi che insomma, per proporre e caldeggiare una struttura di questo tipo senza avere chiari i costi economici, project financing, anche quell'altra era col project financing, cioè ho visto molte similitudini a quel progetto per il quale noi avevamo espresso una contrarietà non da NIMBY, non da NAIF, ma di persone che si sono messe lì e hanno studiato le carte, magari non con una professionalità dell'ingegnere, ma che con solerzia, costanza e determinazione hanno voluto capire che cosa comportava. E per questo territorio purtroppo non comporta dei benefici. Capisco il sindaco di Gemona, però bisogna valutare dove questa strada passa e come passa e l'impatto che ha su questo territorio. Vi ringrazio. Troverebbe un beneficio da uno sgravo. È velleitario dire che si andrebbe a ripopolare la montagna, a ridare un servizio alla montagna se si andasse a creare un'infrastruttura del genere. Questo perché lo dico? Lo dico perché andate a vedere nei territori montani dove passa un'autostrada come quelle realtà si sono spopolate, si sono impoverite. Perché qui dovrebbe succedere qualcosa di differente? Qual è qui il ragionamento che anche questa sera si mette in atto perché qui accada qualcosa di differente? Accontentarsi del fatto di non pagarla una volta che è stata fatta? A che cosa servirebbe davvero quell'opera? Oggi c'è una guerra in Ucraina che forse all'epoca non c'era, ma all'epoca era chiaro che uno dei rischi tangibili nell'infrastrutturare quell'opera era che l'economia non rimanesse, ma anzi si allontanasse. Se dobbiamo parlare di montagna, io lo dico senza nessuna recriminazione, ma leggendo in modo chiaro un dato, è la seconda volta nel giro di un mese che mi ritrovo prima a parlare di tagliamento, oggi a parlare incomprensibilmente per me ancora di autostrada in questo territorio, in cui assistiamo a, non in un tempo risicato alla fine, a un contraddittorio e che soprattutto cerca di dare un'unica soluzione come ineludibile. Ma io mi chiedo, e guardo in questo anche provocatoriamente, non lo nego, il mondo imprenditoriale, il nostro mondo imprenditoriale oggi non riesce a pensare, e guardo a chi è giovane anche, non riesce a pensare niente di più innovativo
in un mondo che quando si è iniziato a parlare, qui c'era ancora qualcuno che metteva sulla schiena la gerla. Noi dovremmo oggi quindi continuare a dire che dobbiamo girare con la gerla o ci siamo dovuti reinventare nei nostri territori? Il mondo imprenditoriale è in grado di reinventarsi? Perché se vogliamo muovere economia su questo territorio e vogliamo parlare di montanità, ci sono le grandi opere da fare e sono in primis contrastare il dissesto idrogeologico, che certamente un'autostrada creata all'interno di colline argillose è un qualcosa di molto simile all'autostrada che si citava prima sotto il mare. Allora io mi chiedo, a chi darebbe beneficio quest'opera? Perché, attenzione, non confondiamo una sala gremita per una sala compiacente o una sala che vuole il sì, perché io quella che ho visto questa sera qui era una sala spaventata. La metà delle persone che erano dentro, le conosco e sono venute qui sbigottite del fatto che si riproponesse un'opera che ormai la storia aveva seppellito. In questo ci tengo, guardo Manuela qui davanti a me, ci tengo a sottolineare una cosa, che non vorrei che si riproponesse quello, o meglio, non vorrei che la politica non si prendesse il compito di fare quello che non sta facendo sul tagliamento, ovvero la capacità di mettere a dialogo dei territori, ma di continuare con una contrapposizione fra territori che non aiuta nessuno, e posso dirlo anche a chi la vuole quest'opera, non aiuta nemmeno a fare l'opera, aiuta una situazione di stallo dove il dialogo è mortificato e dove sembra che si debba fare la guerra tra Pinzano e Fagagna per decidere se l'opera debba passare da una parte o dall'altra. Allora io credo che sia il caso davvero, credo sia arrivato davvero il momento di iniziare a parlare di territorio, a parlare di diversificazione di un'economia, di andare ad investire, e concludo, non voglio dilungarmi, ma quando sentiamo parlare delle cifre che servirebbero per questa autostrada, proviamo a pensare di ampliare il dialogo, di ampliare il dibattito e di pensare ad investirne, lo dico provocatoriamente, la metà sui nostri territori per economie innovative. Questo porterebbe le persone a rimanere qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e buona serata. Ringrazio il sindaco e adesso do la parola, mi pare che sia l'ultimo intervento, a Luca Ciriani. Alessandro, chiedo scusa, mi dispiace, ragionevolmente mi pare l'ultimo intervento e poi ci sarà il fuggi. Allora approfitto per qualche parola di commiato, lasciando l'ultima parola ad Alessandro Ciriani per qualche battuta. C'è stata la preoccupazione in una certa fase che la chiacchierata di questa sera fosse una chiacchierata a senso unico. Mi pare che lo sviluppo della nostra conversazione dimostri che non è così. Noi abbiamo messo il cartellone perché c'è una storia. Diego, mi rivolgo a Carpenelo, non voglio lasciarti il monopolio della storia, anch'io faccio un po' di storia. Questi appuntamenti della Bobbio hanno una storia. Nel 2019 noi facciamo in questa sala qui, il sindaco un incontro dello stesso tipo e in quell'occasione raccogliemmo, non durante l'incontro ma poi a cose fatte, la critica delle associazioni di categoria che non avevamo previsto in cartellone e non le avevamo previste apposta. Mi ricordo che Agusti mi riportò moltissimo: ma come fai una roba su quella viabilità e a noi non ci inviti?
noi che siamo interessati. Io dissi, guarda, abbiamo fatto una scelta, abbiamo fatto una discussione dando la voce a tutti, fuorché ai portatori di interesse delle categorie economiche, perché prevedere un cartellone con tutti sarebbe stato troppo grande, troppo impegnativo. Questa volta abbiamo voluto invece dare la parola alle categorie economiche e così è stato. Ci siamo ricordati, facendo una cosa, come dire, apparentemente sbilanciata in questa occasione, ci siamo ricordati dello sbilanciamento opposto fatto nel 2019. Mi pare tuttavia che lo sviluppo della nostra conversazione confermi che c'è stato un successo della Bobbio nel proporre una piattaforma di ragionamento e di discussione. E concludendo, dando la parola ad Alessandro Ciriani, dico anche che se continuiamo a ragionare come abbiamo fatto questa sera, ognuno ovviamente suonando la propria tromba e la propria campana, ma se ragioniamo come abbiamo cominciato a fare questa sera, a me pare, sono sempre positivo, è l'ottimismo della volontà, a me pare che ci siano le condizioni per fare qualche passo avanti insieme. Io sono per fare, ma nel momento in cui dico che sono per fare personalmente, dico anche, lo dico per esperienza, che queste cose si fanno condividendo. Tutte le cose che io ho fatto e che sono riuscito a portare a termine, le ho fatte firmando accordi, firmando patti, accordi, che ci potevano anche rifiutare. Nessuno è stato obbligato a firmare. Nessuno di quei sindaci è stato obbligato con la pistola a firmare. Hanno firmato. Penso che si possa lavorare in questa direzione. Alessandro Ciriani. Ricordando che in realtà alla Bobbio non ci sono mai conclusioni che impegnano, ci sono ultimi interventi. Ultimo intervento ad Alessandro Ciriani. Allora, io accetto questo approccio, diciamo così, di dialogo, di discussione. Certo che abbiamo messo sul piatto oggi degli argomenti che non bastava a riunirci qui stamattina alle 9, no? Chiaro. Volevo fermarmi. Allora, la questione del prolungamento autostradale Cimbello-Sequargemona, per quello che riguarda Legambiente, termina nel 2014-2016 con il convegno di Osogno. In quella sede erano talmente tanti gli elementi trasportistici, di efficienza dell'infrastruttura, di capacità di carico, no, contrari alla realizzazione dell'opera, che di fatti finì lì. Ma finì lì anche, secondo me, anche nelle percezioni di Tondo, perché Tondo non volle discutere questa cosa qua, voleva andare alle elezioni senza prendere in mano queste cose. La Serracchiani la affrontò e le disse: no, prima di fare questa cosa qui bisogna fare un supplemento di studi per capire come funzionano le cose. C'erano dati manifestatamente sbagliati, non dico che fossero stati falsificati, ma erano manifestatamente sbagliati. Quello che mi interessava dire qui adesso, in questa situazione, è che potrebbe essere anche questo qui un tema che la Fondazione potrebbe trattare, è quello della situazione delle nostre ferrovie. Allora, stante i ritardi enormi, no, di rete per l'Italia nel mettere a posto le infrastrutture, no? Sono 30 anni e praticamente siamo sempre lì. E visto quello che ha citato lei, con i grandi lavori che vengono fatti in Austria, no? Sulla galleria del Semmering e del Coran, no? Senza contare quella della galleria di base, del tunnel di base del Brennero, noi abbiamo l'impressione che ci sarà una grandissima capacità dell'Austria di portare merci da Vienna a Klagenfurt. Si parla addirittura di un accorciamento dei tempi di 1 ora e 40, 1 ora e 40 costerà di meno andare da Tarvisio a Vienna, e una non corrispondente capacità nostra. Noi abbiamo il porto di Trieste che manda 6-7 mila treni all'anno,
abbiamo il traffico oltre a quello del porto di Trieste, abbiamo un po' di passeggeri naturalmente e abbiamo solo quelle 2 linee lì, tra l'altro molto critiche e sempre in fase di manutenzione. Adesso dovrebbe essere un aggiornamento tecnologico, però anche lì è un aggiornamento tecnologico pesante, nel senso che hanno scelto una tipologia costruttiva che funziona dappertutto tranne lì, non si capisce bene. Ecco, io mi chiedo, in questi trafori che hanno fatto in Austria, grandissimi, enormi, le vecchie ferrovie le hanno tenute perché lì saranno ferrovie turistiche, saranno ferrovie di emergenza, le hanno tenute. Noi qui invece facciamo piste ciclabili. Noi abbiamo fatto la grande pista ciclabile A1 regionale, che è praticamente una vecchia ferrovia. Facciamo pista ciclabile la Pinzano-Casassa quando la San Vito Portoguaro viene elettrificata. C'è un po' di sclero in questi atteggiamenti qua. Bisognerebbe fare un quadro complessivo. Si muovono, l'Austria si muove tanto, la Slovenia si muove un po' meno, ma si muove, e noi siamo lenti, siamo tanto lenti. Il nodo di San Polo è sempre lì, il raddoppio della Udine Cervignano è sempre lì. È una cosa, questo qui meriterebbe veramente un'attività forte di sensibilizzazione e di attenzione. Sulle discussioni e sui ponti, allora innanzitutto noi siamo contrari ai ponti traverse. O parliamo di traverse, che è un argomento, tagliamento, o parliamo di ponti, che è una questione relativa alla via. Noi siamo disponibili a parlare, siamo generalmente contrari a raddoppiare ponti quando sono sufficienti quelli presenti. Teniamo presente che Friuli Venezia Giulia Strade era dell'idea di aggiustare, di sistemare, di rinforzare il ponte attuale, no? Probabilmente non a 2 corsie, per fare 4 corsie doveva aggiungerci qualcosa, però intendeva stare lì. Adesso si sta vedendo cosa si vuole fare. Questa confusione di traverse, ponti, paratie, no? dove non si capisce più di cosa si sta parlando, per Legambiente non va bene. Però Legambiente sui tavoli di discussione con chiunque ci sta e viene volentieri, porta il suo contributo ed è anche in grado di fare delle mediazioni dove sono convenienti, perché diciamocelo chiaro, la gente è contraria alle opere quando non le vede utili, non le vede fattive. Quando fare l'opera cosa vuol dire? La facciamo, sì, che cosa? Di cosa parliamo? No? Bisogna vedere un qualcosa, bisogna mettere d'accordo sugli principi, bisogna capire e digerire certi concetti che molto spesso non si capiscono, non si conoscono. No? Adesso c'è questa tendenza a calare l'opera dall'alto, no? Abbiamo deciso, facciamo, eccetera, così non funziona, e così anche perché le cose sono ferme, legacy interventi per la laminazione delle pinne, no? Sono passati 50 anni, no? 50 anni, ne passeranno altri 50 se il sistema sarà questo, non si sono in piedi velocemente un sistema di decisioni. Per cui grazie e a risentirci magari. Io ringrazio Legambiente che ha concluso come io la voglio.